Mister Randon, allora buonasera, una partita sicuramente sulla carta già difficile, però probabilmente il primo tempo abbiamo forse sprecato qualche occasione che in una partita del genere magari non dobbiamo sprecare. Sì, sia nel primo tempo che nel secondo, se posso. Abbiamo subito molti contropiedi, infatti i primi 2 o 3 gol loro li hanno fatti in contropiede. E loro comunque hanno un bel gioco rapido, la palla gira molto velocemente, ricevono sempre in movimento, quindi danno molte più difficoltà a una difesa da gestire. E noi invece dietro non è andato malissimo, a parte qualche errore. Siamo stati anche molto aggressivi nel secondo tempo e abbiamo recuperato abbastanza palle. Non siamo stati incisivi davanti alla porta, abbiamo sprecato molte occasioni e in alcune abbiamo avuto la fretta di metterla in porta senza pensare di tirare o di entrare o di fare una giocata un po' più particolare per riuscire a segnare e sorprendere il portiere che comunque ha parato. L'arbitraggio quest'oggi è stato uno dei migliori, la partita è finita velocemente ma è stata pulita, quindi in realtà si poteva giocare anche a livello fisico. Probabilmente loro hanno avuto più gamba e più sicurezza nei propri mezzi forse. Noi in alcuni momenti ci è mancato quello. Sì, in effetti non sembrava, almeno dagli spalti, non sembrava una questione di fiato, ma probabilmente in alcuni momenti, non sempre, in alcuni momenti è una questione di organizzazione della pista, soprattutto nei contropiedi. Sì, abbiamo gestito male infatti le ripartenze, ne abbiamo avute tante anche noi e forse abbiamo tenuto palla un attimo prima o non ci accorgevamo che magari eravamo nella possibilità di andare in porta in 2 contro 1, 2 contro 2. Diciamo che è un passetto indietro rispetto all'ultima partita, però comunque eravamo davanti la prima del campionato, quindi non è lì per caso. Un 4-0 ci fa male, ma voglio dire almeno abbiamo retto entrambi i tempi, quindi questo è comunque merito del lavoro che facciamo durante la settimana. Cerchiamo nelle prossime, magari dobbiamo sbloccarla prima, così restiamo in partita e magari la partita cambia. Bene, allora grazie, materiale per lavorare durante gli allenamenti, grazie mister e alla prossima. Grazie a voi.